Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo con le puledre di 2 anni, sono in 11 al via. Questo è lo schieramento: 1 Dewdrop, Enrico Bellei, 2 Dance With Me, Luca Lovera, 3 Deborah Grad, Roberto Vecchione, 4 Daenerys Mabel, Andrea Farolfi, 5 Dynasty Rishow, Antonio Velotti, 6 Dolce Petra, Marco Stefani. Seconda fila 7 Dama d'Amore SM, Paolo Carta, 8 Deborah Gio, Alessandro Gocciadoro, 9 Duchessa Griff, Michele Raimo, 10 Divin Matley, Battista Congiu, 11 Dalia Di No, Carmine Piscuoglio. L'errore di Duchessa Griffa, anche quello di Dance With Me. Allo stacco è il numero 3 di Deborah Grad che prende il comando su Daenerys Mabel con Andrea Farolfi. Squalificato. Mentre è partita molto bene Dalia Di No dalla seconda fila e si sistema alla corda. Vediamo all'esterno Daenerys Mabel con Andrea Farolfi che sembra sul punto di poter passare dopo un 15,3 di 200 metri, ma Deborah Grad sembra volere correre in testa, forse un difetto, un po' una difesa di carattere da parte della figlia di Nadal Shiba, che ora viene più decisa. Infatti sembrava Roberto Vecchione intenzionato a lasciarla andare, ma vediamo che alla fine rimane davanti Deborah Grad dopo 32,2 per i primi 400 metri, addirittura 16,9. La frazione è là di fronte alle scuderie, con Daenerys Mabel che ormai si è adeguata all'esterno su Dalia Di No. Tanto va in via i 600 metri in 48,8. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Roberto Vecchione con Deborah Grad su Daenerys Mabel, poi Dalia Di No fiancata da Dewdrop, poi un'altra pariglia con Dynasty Rishow e Deborah Gio. 15,4 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,4,2. Cavalli sulla penultima curva con in vantaggio sempre la figlia di Oropuro Bar con Roberto Vecchione, sempre affiancata da Daenerys Mabel. 15,8 la curva, 1,20 tondo tondo il primo chilometro, sempre in vantaggio Deborah Grad affiancata da Daenerys Mabel, poi Dalia Di No seconda alla corda, sposta ora Deborah Gio con Alessandro Gacciadoro che viene deciso 9, in terza ruota. Griff, Retta di là passata ancora in un lento 15,9. Deborah Gio sembra avere argomenti migliori e passa al comando a metà della curva finale. Deborah Gio che prende già vantaggio da Daenerys Mabel, poi Deborah Grad che è stanca, ultima curva passata in 15,7, ha preso vantaggio importante la figlia di Victor Gio, Deborah Gio, poi avanza Dalia Di No che ha trovato lo spazio, finisce fortissimo Dalia Di No e sul palo Dalia Di No viene a vincere su Deborah Gio, Daenerys Mabel al quarto probabilmente Dolce Petra. Dalia Di No viene a vincere la sua prima corsa in carriera con Carmine Piscuoglio, i colori di Francesco Alessandrini per questa figlia di Nadal Shiba che sposta decisa ai 200 finali. Deborah Gio ha preso vantaggio importante, ma alla fine Dalia Di No finisce molto bene e viene a vincere alla prima di Bologna. Rivediamo la retta d'arrivo con lo speed molto interessante da parte di questa Dalia Di No che viene a vincere su una comunque valida Deborah Gio che si è un po' fermata forse anche a livello caratteriale un po' nel finale, mentre al terzo posto tutto sommato finalmente un percorso netto per Daenerys Mabel.